Siamo qui per cercare di poter continuare questo ponte, di poter capire in primis le necessità che le persone che vivono qui hanno bisogno. Qui vedete alcune foto di noi che incontriamo alcuni bambini, alcune bambine della scuola primaria locale e questo per cercare di capire cosa possiamo fare noi dal Veneto, da Castelfranco Veneto al Gambia. Dalla Marca al cuore dell'Africa per capire cosa si può fare di più per una popolazione allo stremo, l'Onlus Castellana Protection for Kids è ancora una volta in missione con volontari e medici per proteggere i più fragili, tra i più deboli, i bambini. C'è bisogno di tutto, medicine, libri, materiale scolastico. Quando abbiamo chiesto al preside locale qual è la prima necessità di questa scuola, di che cosa ha bisogno questa scuola, la prima risposta che ha stupito tutti e tutte noi è stata il sistemare i bagni. Perché? Perché dovete sapere che i bambini, se non hanno i bagni a posto, sono costretti ad andare nei campi a fare i loro bisogni e questo molto spesso comporta dei rischi grandissimi, perché è proprio nei campi che i bambini molto spesso qui sono vittime di abusi sessuali o di rapimenti per traffico di minori. Una realtà dura, con l'Onlus trevigiana impegnata a creare dei momenti di svago sportivi come delle corse, l'entusiasmo è tanto, ma manca persino l'acqua. Abbiamo assistito a tanti ragazzi, tante ragazze stare male, addirittura perdere conoscenza perché ovviamente disidratati. La prossima missione in Nepal a dicembre, per tutti i dettagli c'è il sito www.protectionforkids.com.